Parliamo di un progetto volto a favorire il coro vocale e gestuale Manos Blancas del Friuli di bambini e ragazzi disabili che hanno chiesto il nostro aiuto a noi, Lions Club Medio Tagliamento, e al nostro club fratello Lions Club Sesto Regan e Silvis, e che abbiamo pensato di progettare e realizzare attraverso l'aiuto di ragazzi che aiutano altri ragazzi, quindi attraverso l'aiuto, il supporto dato dalle due realtà locali di Codroipo e San Vito al Tagliamento, rispettivamente Scuola di Musica Città di Codroipo e Scuola di Musica di San Vito al Tagliamento, per organizzare una serie di concerti che insieme alla Scuola di Musica, anzi all'Orchestra Giovanile Europea ESIO, European Spirit of Youth Orchestra del maestro Igor Coretti-Curet, si articolasse realizzando una serie di concerti attraverso i quali realizzare la raccolta di fondi che ci consente di supportare il coro così come ce l'hanno richiesto. Il programma si è articolato in una serie di eventi, il primo dei quali è un concerto quartetto di clarinetti Clartet della Scuola Musicale Petracco di San Vito al Tagliamento, svoltosi domenica 29 ottobre al Teatro Gian Giacomo Arrigoni, proseguito con un concerto d'arpe della Scuola di Musica Città di Codroipo che si è svolto giovedì 2 novembre all'Auditorium Comunale Quintino Ronchi di Codroipo, per culminare nel concerto United Together con il direttore maestro Igor Coretti-Curet e con l'orchestra ESIO e la Scuola Musicale di San Vito al Tagliamento e di Codroipo, insieme con il coro gestuale vocale Manos Blancas e con l'intervento straordinario dello scrittore Paolo Rumiz e presentato dal nostro amico Claudio Moretti. Concerto che si è svolto con una grande partecipazione, grande e commossa partecipazione di pubblico e con un grande successo anche di incassi che saranno interamente devoluti al coro vocale e gestuale Manos Blancas.